Il 25 novembre è giornata contro la violenza sulle donne. Fatele brave, un appello, perché la violenza, forse ne sentiamo parlare spesso piangendo, però dobbiamo anche intervenire, fare qualcosa per prevenire e per formare donne e uomini. Partendo dai bimbi, partendo dai piccoli, e l'educazione al rispetto è fondamentale e in questo caso ancora di più. Si legge ancora di tragedie in un mondo che noi riteniamo all'avanguardia, che riteniamo civile. Si usano a sproposito spesso termini come civiltà, rispetto, ma poi alla fine ancora oggi nel 2022, nel terzo millennio, donne vengono percosse, uccise, violentate, stuprate all'interno delle mura di casa in quello che noi definiamo mondo civile. Tanto qui parliamo anche di violenza economica, perché bisogna informare le donne, bisogna che siano autonome. Sì, questo non prescinde da un grande lavoro sulla parità di genere. Non è vero che l'abbiamo concluso questo lavoro, è vero solo che si è iniziato, sicuramente che c'è più percezione del problema, è altrettanto vero che oggi le possibilità che hanno le donne sono di gran lunga superiori a quelle delle nostre donne di 20, 30, 40 anni fa, però ancora c'è molto percorso da fare e anche l'indipendenza economica è un altro dei valori che si fa da un lato sicuramente con l'investimento culturale, dall'altro con le pari opportunità. Ad esempio il tema dei figli non può essere un tema relegato alla donna che deve stare a casa ad accudire i figli. Allora qui un investimento che dal punto di vista sociale sugli asili nido garantirebbe la pari opportunità per l'accesso al lavoro.